tako kot že veste, po odhodu enega naših najboljših igralcev v italijansko moštvo Cagliari, Agima Ibrahimija, smo seveda želeli nekako tudi mi okrepitev. In ta okrepitev je prišla prav tako iz istega kluba, to je italijanskega kluba Cagliari. Gre za mladega fanta, 22-letnega Pavla Ceppelinija, kateri je že nastopal tudi v Serie A, kateri je tudi bil zelo uspešen član urugvajske mlade reprezentance do 20 let, katerega so tudi skavtska služba italijanskega prvoligaša Cagliari tudi zaznala. Seveda njihova služba, njihov klub ima seveda neke druge okvire finančne in seveda tudi jim je bilo omogočen ta prestop v zelo velikih številkah, kateri so za naše razmere nedosegljive. In tako kot pač mali klubi izkoristimo, če včasih stvari ne grejo tako, kot je treba. In kako mi povzamemo te velike talente in probamo jih spet spraviti na želeno raven. Tako smo tudi mi dobili Pavla, ki ga tudi pozdravljam v tej priliki in mu želim vso srečo v našem klubu. Prima di tutto ringraziare alla società di Maribor, che è possibile che sono qua io. Le prime impressioni, la verità, sono molto contento, molto felice di essere qua. La verità, sono entrato qui a Maribor grazie ai Cagliari che ha fatto questo. E poi le prime impressioni dei compagni, della squadra, una società seria, si vede. Voglio fare bene, ho voglia di giocare, di aiutare la squadra e mi piacerebbe rimanere qui. L'Europa League è una cosa importante, ho visto le due partite contro il Viktoria Pilsen, ho visto una bella squadra, ho visto grandi ragazzi giocare. E poi questo calcio deve essere diverso dallo sloveno, mi piacerebbe giocare qui, mi piace tanto il calcio, si vede anche in Uruguay questo calcio, mi piacerebbe giocare qui e aiutare la squadra. Io sono un giocatore che gioco da mezzala o trequartista, mi piace giocare con la palla, di giocare 1 o 2 tocchi e poi assistere ai miei compagni, no? Sì, mi piacerebbe, sono venuto qui per fare le cose bene e per rimanere qui perché si vede che è un club serio e si vede che è un club grande.